Prova ancora Caracci e trova sul secondo palo un solissimo Cristiano Bardelloni che mette in rete per l'1-0 della Lepanto quando sono trascorsi 24 minuti e 20 secondi di questo primo tempo. Galasso, da lontano Galasso riesce a battere Canestri, a trovare l'1-1 che riporta in parità l'Ardea in questo match. Ancora più entusiasmo all'Ardea, adesso però Caracci se si gira sul mancino e poi battezza sul secondo palo per il nuovo vantaggio della Lepanto, 2-1. Zanobi, 3 contro 2, Zanobi! Di nuovo parità in questo match con Zanobi che realizza il 2-2. Quando siamo arrivati al 10° minuto di questo secondo tempo. Ancora Cenicola, triplice fischio del direttore di gara, l'Ardea porta a casa 3 punti importantissimi con questo 3-2 finale. In compagnia di Nino Pierulli al termine di questo match. Allora Nino, si può parlare di una vera e propria battaglia sportiva quest'oggi per molti aspetti e bravi voi insomma a portarla a casa. Sì, sapevamo che erano una squadra forte e che ce l'avrebbero fatta sudare anche in casa nostra. Siamo stati bravi, ci sono stati momenti di nervosismo, all'arbitro forse era sfuggita un po' la partita di mano, siamo stati comunque bravi a tenere botta e a ribaltare il risultato. Era molto importante vincere oggi e andare alla sosta con i 3 punti. Era molto importante vincere oggi anche per quello che è successo la settimana scorsa per quel 3-1 in casa del Palestrina, importante a maggior ragione vincere oggi per rimettersi in carreggiata. Esatto, è stato uno stop insomma, che ci può stare in casa loro, e noi andiamo a vincere su ogni campo, proviamo ad andare a vincere su ogni campo e oggi era importantissimo visto lo scontro diretto tra Arcobaleno e Palestrina e era importante insomma incamerare questi 3 punti per la classifica. Grazie. Grazie a voi.